Al checkpoint numero 1 di Vo Euganeo continuano i controlli e gli accessi autorizzati con la massima serenità e collaborazione di tutti. Molte le iniziative di solidarietà con i cittadini in quarantena e oggi anche una delegazione di Confartigianato Padova ha voluto esprimere sostegno agli imprenditori ed illustrare alcune iniziative messe in campo dall'associazione. Siamo qui a Vo per essere in solidarietà ai nostri colleghi artigiani del comune di Vo. Io e i miei colleghi siamo da una parte e il nostro rappresentante Confartigianato Franco Zovi è purtroppo nell'area rossa, nella parte interna, però insomma la volontà è quella ovviamente di superare il tutto partendo anche dall'umore. Sì, purtroppo siamo dentro qui chiusi in questa quarantena da più giorni e non posso che essere riconoscente alla Confartigianato di Padova e a tutti gli amici che questa mattina sono venuti a portare solidarietà e vicinanza alle aziende che non riescono più a lavorare, non riescono più a andare avanti. Pensate che abbiamo anche la banca chiusa, non riusciamo nemmeno a andare a parlare con il direttore. La preoccupazione è forte, però questo è un bel gesto che il Confartigianato ha voluto fare, perché in questo momento è tutta la provincia di Padova. Giusto. E in questo momento la provincia di Padova soffre come tutto il Veneto. Dobbiamo ripartire da poco. La volontà è anche quella che abbiamo già chiesto alla Camera di Commercio di mettere a disposizione per questa situazione di difficoltà le risorse economiche che sono in cassa, ma soprattutto che la Camera di Commercio sia il punto di riferimento tra le imprese e le istituzioni, in quanto la Camera è la vera rappresentante delle categorie economiche. Abbiamo attivato quelli che sono gli ammortizzatori sociali, per cui le imprese che hanno dipendenti, che si trovano senza lavoro, che hanno avuto tutte quelle disdette di commesse, la non partecipazione alle fiere, potranno attivare quello che è lo strumento dell'ammortizzatore sociale, quindi la cassa integrazione per i propri dipendenti, in modo che questo non gravi sulle imprese artigiane che in questo momento già di per sé soffrono della situazione. Poi l'altra cosa importante è che sono slittati tutti gli adempimenti fiscali, in primis quello del 730 fino a settembre, è stato prorogato a settembre, ci aspettiamo che anche l'unico, quello per le imprese, slitti. Siamo sicuri che il governo su questo ci aiuterà. Grazie ancora e grazie. Grazie Franco, un abbraccio forte da parte di tutti noi. Grazie, ciao. Ciao.